Buongiorno, bentrovati, buongiorno Sicilia di mercoledì, sono le 8 in punto, come sempre pronti a raccontarvi i fatti delle ultime ore in Sicilia e naturalmente un occhio importante alla rassegna stampa anche nazionale e internazionale. Do il buongiorno a Lorena Dolci. Buongiorno Roberta, buongiorno a te e anche a tutti i nostri telespettatori. E cominciamo la nostra serie di momenti dedicati all'informazione con la frana di Niscemi. Non possiamo che fare questo, di raccontare l'ennesima tragedia in Sicilia, una frana per la quale adesso si parla di oltre 1500 sfollati, difficile dare speranza per il ritorno all'interno delle case, ma ci dice meglio tutto in questo servizio la nostra inviata sul posto, Giusy Lazzara. La frana è assolutamente ancora attiva, io stesso l'ho documentata col mio telefono mentre facevo il sopralluogo, quindi è chiaro a tutti che la situazione è particolare, davvero veramente molto complicata. La frana che squarcia Niscemi è lunga 4 chilometri, tiene col fiato sospeso 1500 persone senza casa, che hanno trascorso un'altra notte ospitati dai parenti. Abitavano in quella che ora è diventata la zona rossa, nel quartiere Crocisante. Camminando tra i vicoli c'è un silenzio spettrale. Le case, nella zona rossa che si è allargata, sono tutte chiuse. Qualcuno ha lasciato i panni stesi. Troppa paura e fuga improvvisa la notte di sabato. C'è molta solidarietà e sicuramente anche i parenti, in particolar modo io ho una sorella e una zia che è ospitata da casa di mia mamma e il problema è che noi in questo momento siamo anche confusi, non sappiamo neanche come muoverci e che tipo di aiuto poter dare. Dopo tanti sacrifici, io e mio marito, ma comunque l'importante è che siamo vivi. Esatto. La cosa più importante è quella. Il resto si vede. Poi si vede. Non ho casa, non ho niente, io ho perso tutto, non ho niente, zero. Mi sono rimasti solo questi vestiti che ho addosso. La frana non si ferma, il sindaco da 3 giorni corre da una parte all'altra per sopralluoghi con la protezione civile e i vigili del fuoco. La vita nostra è cambiata, è un evento tragico che ha tranciato ricordi di tutti noi sul Belvedere, sul quartiere, sulle vie, il dramma di chi ha dovuto lasciare all'improvviso, a cui abbiamo chiesto di lasciare tutto in questa fase e uscire. La casa c'è chi spera ancora di poter tornare. La casa che è sul Ciglio e che sembra integra è una casa che non potrà mai essere abitata, neanche potrà essere raggiunta dai vigili del fuoco per togliere quelli che sono i beni di queste case. È partita anche la solidarietà dentro il centro di accoglienza nel Palasport, dove sono state montate 50 brandine. Arrivano indumenti, lenzuola. Il banco alimentare ha scaricato il primo camion. Presenti i volontari della Protezione Civile e delle Misericordie. E purtroppo dunque di tragedia in tragedia, le prime pagine oggi parlano di questa sciagura siciliana, Lorena. Sì Roberta, non solo le prime pagine dei quotidiani nostri siciliani ma anche le prime pagine dei quotidiani nazionali. Noi andiamo a leggere qualche altro dettaglio sulla Sicilia che ci dà anche dei numeri. Alcune case sono crollate, scrive Donata Calabrese, altre sono in bilico, altre ancora non sono agibili. La situazione a Niscemi è drammatica. Il fronte franoso scende verso la piazza di Gela, la zona rossa è passata da 100 a 150 metri, gli sfollati sono 1600 e potrebbero aumentare mentre la frana continua a scivolare. Il presidente della regione Schifani, ieri a Niscemi con il capo della protezione civile regionale, ma come abbiamo sentito anche con quello della protezione nazionale, c'era poi anche il sindaco Massimiliano Conti, insomma Schifani ha spiegato che gli sfollati verranno salvaguardati e che tutti avranno una casa. Avete sentito, c'è gente che è rimasta solo con gli indumenti che indossava in quell'istante. A Niscemi abbiamo un problema sociale che dobbiamo affrontare garantendo una soluzione abitativa alle famiglie che non potranno più tornare alle proprie case. E poi sul fronte della frana la situazione è particolarmente critica, ha detto Ciciliano, ci sono delle case prospicenti il coronamento della frana che ovviamente non potranno più essere popolate. È necessario
necessario, e quindi c'è un tempo di attesa adesso che l'acqua defluisca perché è ancora presente nel sottosuolo. Una volta che l'acqua è defluita e quindi la parte che continua a scendere si sarà in qualche modo fermata o rallentata, si potrà fare una valutazione più accurata su quelle che sono le zone di sicurezza. Un dato è certo, la frana è ancora attiva e la situazione è molto complicata. Allora, proprio nella foto che poco fa Lorena vi mostrava sul giornale, il pianto del sindaco, accanto anche la segretaria del Partito Democratico Italiano Elly Schlein, che ieri si è recata proprio sul posto. Sentiamo. La segretaria del PD Elly Schlein ha trascorso la sua giornata in Sicilia per toccare con mano le emergenze del territorio. In mattinata la visita a Niscemi, dove la frana ha costretto oltre 1500 abitanti ad abbandonare la propria casa. Tra la popolazione c'è rabbia e incertezza. Avete visto che la frana è ancora attiva e quindi c'è bisogno di tutte le competenze migliori per capire come mettere in sicurezza questa situazione. Abbiamo proposto noi stessi che venisse immediatamente dirottato 1 miliardo che era stato messo sul progetto del ponte, ma che non potrà ovviamente essere utilizzato nel 2026 per il blocco della Corte dei Conti, e di metterlo immediatamente a disposizione per dare risposte ai territori che sono stati colpiti. Nel pomeriggio poi la visita a Riposto, uno dei tanti comuni della fascia ionica colpiti dal ciclone Harry, che oggi fanno la conta dei danni. Un modo che serve anche per tenere accesi i riflettori nazionali sull'emergenza maltempo. Ci sono attività che sono completamente devastate, lavoratori che in questo momento sono fermi, famiglie in grande difficoltà. Bisogna dare una risposta pronta, immediata, proprio perché già quando arriva la buona stagione vogliamo immaginare che siano messi in condizioni di essere di nuovo in piedi, di ripartire. Qua dicono che non si sono mai accesi i riflettori su queste comunità. E allora siamo qui anche per accenderli, per portare tutta l'attenzione dovuta, perché questa non è un'emergenza di serie B. E proprio abbiamo visto le tappe della segretaria del PD Schlein nei luoghi simbolo di queste diverse emergenze, e a parte la proposta di dirottare quel miliardo previsto per il ponte per queste emergenze, Schlein, la presenza della Schlein è quella di tenere accesa la luce, perché ha sottolineato questa siciliana non è un'emergenza di serie B. C'erano state varie polemiche sul fatto che i giornali, le TV nazionali non ne abbiano parlato abbastanza. L'emergenza, anzi intanto si rivolge ai politici presenti e dice è la prima volta che non litighiamo, e strappa un sorriso, e poi dice l'emergenza seguita al ciclone Harry almeno per ora è qui nel comune ionico tra i più colpiti, è stata a Riposto fra gli altri, ma solo come un posto emblematico, appiana le differenze politiche, e la segretaria nazionale si allinea al clima generale. Non sono qui per fare polemica, dice al cronista che le chiede un commento sulla mancata visita di Giorgia Meloni. Ricordiamo che però c'è stato un ministro di questo governo, il ministro Musumeci, che è proprio il ministro della protezione civile. Sono qui per dare pieno supporto a queste comunità, sta a tutta Italia, a tutti noi, stare accanto per non farle sentire abbandonate. Molti dicono che non si sono mai accesi i riflettori, e questa cosa in effetti è rimbalzata da diverse parti anche sui social. Allora siamo qui anche per accenderli, per portare tutta l'attenzione dovuta, perché questa non è un'emergenza di serie B. Ho colto il primo momento utile per venire di persona a vedere con i miei occhi e renderci conto di quali sono le esigenze concrete, per tornare poi in Parlamento e dare il nostro contributo. E allora, non parliamo del ciclone, ma in realtà di quello che potrebbe essere un po' una scia rispetto ai danni provocati dal ciclone a Catania, un gesto di importante umanità, condivisione, quello che farà il sindaco trantino, e che ha comunicato tra l'altro anche sui social, quello di annullare una tradizione. Tengo alle tradizioni, ha detto, però annullerò quello che poi è il ricevimento, la cerimonia, un po' il cerimoniale della sera del 3, quindi entriamo nel discorso di Sant'Agata. Normalmente si teneva al comune, istituzioni, politica, insomma un ricevimento sicuramente in pompa magna. Non ci sarà, si farà tutto in mezzo alla gente, così ha dichiarato il sindaco trantino. Lo sentiamo. Dinanzi a una catastrofe esistono due modi di reagire: cercare colpevoli e costituirsi l'alibi per rimanere immobili, o far tesoro di quel che ricevi
capendo quali sono le priorità e concentrandosi su come risolverle. Dobbiamo comprendere come supportare chi ha subito danni, siano essi privati o imprenditori che generano economia per la città. Nel frattempo il mondo non si ferma. La vita di ogni giorno continua e a Catania ci apprestiamo a abbracciare la nostra Sant'Agata. Quello che vedete è il Salone Bellini, da sempre ospite al ricevimento del 3 febbraio, per assistere all'inizio della festa. Io ho sempre avuto rispetto per le tradizioni, ma ne ho ancora di più per i cittadini. Se nessuno si è fatto male la scorsa settimana è perché tutta la città ha saputo mostrarsi unita come mai. Per questo ho ritenuto che Catania debba stare insieme in piazza e non ospiteremo nessuno al municipio. Insieme, come si addice a una comunità, per risollevarci. Così come i devoti tutti insieme tirano il cordone per portare la nostra santa, anche noi tutti insieme per Catania. Insomma, simbolicamente è un atto che fa certamente effetto, che ha un senso e che noi racconteremo, Lorena. Certo, assolutamente, a partire dalla sera del 3. Un piccolo gesto simbolico ma importante, com'è un gesto non solo simbolico in questo caso, ma di ritorno alla normalità, la riapertura del lungomare di Catania, che come sapete è stato flagellato dalla mareggiata, che è stato riaperto proprio ieri sera, dopo che è stato liberato dai detriti il viale Ruggero di Lauria. Oggi tocca il viale Artale a Lagona. La circolazione illustrata proprio dal sindaco in una mappa sarà per ora solo in direzione nord, con via Barraco come alternativa. Quindi in sintesi, ieri sera intorno alle 20 è tornato percorribile un primo tratto del lungomare che era rimasto chiuso da quasi una settimana. L'area resterà a doppio senso di circolazione, anche se su una sola carreggiata, con dei New Jersey a delimitare la zona di pericolo. E oggi sarà invece consentita la circolazione anche lungo il viale Artale a Lagona, anche se solo in senso unico in direzione nord. E poi continueranno le operazioni di pulizia stradale. E sempre su questo tema, cioè delle conseguenze del ciclone, oggi c'è una riunione all'Ars in cui si discuterà delle deroghe alle concessioni possibili per legge. Sapete che molti stabilimenti balneari hanno avuto insomma danni pesanti. Adesso si discuterà la possibilità ai concessionari di ricostruire in deroga alle concessioni, spalmando le spese in più anni. La situazione è particolarmente delicata nel Catanese, dove il ciclone Harry ha reso la playa una spiaggia praticamente sparita, si legge nella richiesta di convocazione inviata da Balsamo al presidente della commissione Giuseppe Carta, quindi un ritorno alla normalità. E tra l'altro, insomma, l'hai detto prima, hai parlato del lungomare di Catania, noi ci collegheremo nel corso della nostra puntata proprio con il lungomare di Catania, con il nostro Edoardo Sergi, e vi faremo vedere insomma com'è la situazione e spiegheremo bene quella che poi sarà la viabilità su questo tratto così importante della strada, della città di Catania. Adesso andiamo a concentrarci sulla cronaca. A Palermo la polizia ha arrestato 2 stranieri per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina sulla rotta del Mediterraneo centrale per sequestro di migranti a scopo di estorsione sui campi di detenzione libici. Emanuela Corsi ci dice tutto. È stata un'articolata attività di indagine coordinata dalla DDA di Palermo tra la Sicilia e il Nord Italia, che ha permesso di individuare e arrestare 2 uomini per favoreggiamento di immigrazione clandestina. Si tratta di 2 stranieri, un senegalese e un egiziano di 26 e 37 anni, che sono stati fermati a Imperia e Milano. L'indagine è partita da uno sbarco avvenuto a Lampedusa il 25 agosto 2022. Dalle testimonianze dei migranti sbarcati è emerso che gli indagati, che sono arrivati illegalmente in Italia nella stessa traversata, avevano avuto un ruolo attivo nell'organizzazione del viaggio clandestino verso le coste italiane. Nel corso dell'attività investigativa è emerso che uno degli arrestati avrebbe avuto anche il ruolo di carceriere in un campo di detenzione situato in Libia nell'area di Zuara. In particolare sarebbe stato l'autore di gravi violenze fisiche e psicologiche nei confronti dei migranti detenuti, finalizzate sia al mantenimento dell'ordine all'interno della safe house che all'estorsione di denaro dalle famiglie per velocizzare il loro imbarco verso il territorio italiano. Una terza persona è ancora ricercata in campo internazionale.
E una vasta operazione della polizia contro il cybercrime e in particolare la pirateria audiovisiva, coordinata dalla Procura di Catania, è in corso in Italia e in Europa. Perquisizioni e sequestri sono stati eseguiti dal personale della Polizia Postale in collaborazione con Eurojust, Europol e Interpol, con il supporto della rete operativa HET-ON. Indagati decine di appartenenti a un sodalizio criminale di carattere transnazionale che gestiva un'attività internazionale dello streaming illegale con profitti per milioni di euro al mese. L'operazione fa capo alla Polizia Postale di Catania. Ulteriori dettagli ve li forniremo nel corso dei nostri telegiornali. E adesso la linea torna a Lorena Dolci. Arricchiamo dunque il contenuto della rassegna stampa siciliana. A te. Grazie Roberta, allora andiamo a vedere intanto le prime pagine dei quotidiani regionali. Partiamo da quello di Catania, la Sicilia, ovviamente la frana di Niscemi in primo piano. La frana è un buco nero, la collina giù verso la piana di Gela, e questa è l'immagine un po' simbolo di questa tragedia. La collina della paura, titola invece Repubblica Palermo, che mette la foto di questi vigili del fuoco praticamente affacciati quasi nel vuoto. E poi la Gazzetta del Sud, Niscemi sprofonda a valle, primi aiuti dopo il ciclone, ancora quindi Niscemi. E poi Giornale di Sicilia, apertura diversa, gli effetti del ciclone Harry, c'è il bando per i primi aiuti, l'obiettivo ristori entro marzo, la frana di Niscemi si allarga la zona evacuata. Ma andiamo adesso nel dettaglio, non soltanto per raccontarvi come abbiamo già fatto la frana, ma anche diciamo quello che c'è dietro. In questo caso Repubblica ci racconta 30 anni di progetti a vuoto, mai spesi, 25 milioni stanziati, perché in realtà questa emergenza non è iniziata qualche giorno fa, ma è iniziata già nel 97, quando c'è stata la prima frana, senza tornare ancora indietro nei secoli. E già questa zona ci sono 30 anni di progetti mai realizzati, finanziamenti perduti, allarmi inascoltati e un conto di almeno 25 milioni di euro stanziati e mai spesi per un'area che già dal 2006 era considerata a pericolosità elevata per il rischio idrogeologico. Tutto infatti parte proprio dalla frana del 13 ottobre del 97 che coinvolge la fascia sud del paese Nisseo, che ieri vi abbiamo mostrato come le due linee, i fronti della frana, sono praticamente sovrapponibili. Poi c'è la storia, tra le tante tragedie individuali, drammi individuali, anche quello di piccoli alunni che non potranno andare a scuola chissà per quanto tempo, perché anche le scuole, 3 scuole sono state chiuse, 3 plessi di Niscemi, uno non ne riaprirà e addirittura sono rimasti anche zaini e libri in queste classi che non vedranno più i loro piccoli alunni. Come ci diceva il Giornale di Sicilia, però torniamo all'altra emergenza che ha preceduto di pochi giorni, arrivano i primi aiuti alle imprese. Ecco, il bando della Regione sarà pubblicato lunedì, aperto a tutte le categorie, subito 5.000 euro, poi fino a un massimo di 400.000 euro. Si tratta di somme a fondo perduto e finanziamenti agevolati. I pagamenti saranno effettuati entro marzo, la graduatoria funzionerà da database per i futuri contributi. E poi cambiamo argomento, andiamo a Gela. Dopo l'ennesimo furto arriva il cartello provocatorio agli autori. Chi ha scritto questo cartello? Si chiama Giuseppe Cannizzaro ed è l'ideatore di Gela in miniatura, un parco di questi tipici. Spesso oggetto di vandalismo. Allora lui ha scritto questo cartello: perché mi fate tanto male, perché invece non mi aiutate a curare il giardino. Si rivolge ai giovani vandali del suo quartiere, il quartiere Scavone, un tempo denominato il Bronx gelese, e questo cartello nasce dalla stanchezza e dall'amarezza per i continui raid vandalici nella struttura ad opera dei giovani del quartiere. Pensate, se ne sono verificati ben 41, entrano, distruggono i filari di fichi d'India che fungono da recinzione e poi danneggiano e rubano tutto ciò che è possibile. Vedremo se questo appello cadrà nel vuoto. E poi ancora, a proposito di violenze e microcriminalità,
criminalità. I rider nel mirino delle baby gang rischiano per meno di 3 euro l'ora. Solo negli ultimi giorni 7 aggressioni in pieno centro storico. Appello al prefetto, ascolti il nostro allarme, perché i rider che ci portano le pizze o d'altro a casa viaggiano appunto da soli in sella alle loro bici elettriche o motorini e in effetti non hanno salvaguardie o sicurezza. E poi qui c'è il blitz antidroga che c'è stato ieri a Messina, scattano 15 arresti per il traffico di droga nella zona sud e le indagini della squadra mobile hanno fatto emergere un gruppo che gestiva lo smercio di cocaina, hashish e marijuana e che aveva contatti con fornitori calabresi e catanesi. Andiamo avanti, un'altra truffa che ci tocca un po' da vicino perché siamo fra una delle regioni patrie dell'olio extravergine. In questo caso era taroccato perché si trattava di semplice olio di semi mescolato con additivi, in qualche caso clorofilla, che gli dava quel classico colore verde oliva appunto che caratterizza l'olio extravergine d'oliva, e finiva negli scaffali di supermercati, panifici, pizzerie, botteghe, mercati rionali di mezza Sicilia e anche di mezza Calabria. Un sistema di contraffazione agroalimentare noto anche come agromafie che ci finisce in tavola. E poi caso Cuzzo Crea, il riesame lo sospende per un anno, parliamo dell'ex rettore dell'Università di Catania. I giudici non concedono i domiciliari chiesti dalla procura, ma applicano la misura interdittiva di 12 mesi per tutti gli atenei d'Italia. Decisione non definitiva, si andrà in Cassazione per il verdetto finale. L'ex rettore ha subito 2 sequestri per 2,5 milioni nell'ambito dell'inchiesta sui cosiddetti rimborsi facili. E restiamo in tema di università e di inchiesta della magistratura. Ricordate, università bandita a Catania, si è concluso il processo sui presunti concorsi truccati, inflitti 5 anni all'ex rettore Basile, in totale sono 6 condanne comprese tra gli 8 mesi e 5 anni di reclusioni e 45 assoluzioni, la maggior parte delle quali perché l'abuso d'ufficio che era contestato non è più previsto dalla legge come reato, ed è la sentenza emessa dalla seconda sezione penale del Tribunale di Catania nel processo Università bandita sui presunti concorsi truccati nell'Ateneo. Al processo c'erano appunto 51 imputati. E concludiamo con Messina. Sul tavolo ci sono le dimissioni dell'attuale sindaco, che è un delfino di Cateno De Luca, si avvicinano, sarà una scelta fatta con coscienza, dice lui. Il sindaco torna sull'argomento durante la classica conferenza di Sud chiama Nord. I motivi, dice De Luca, i cittadini vedono solo la scena, ma è nel retroscena, che lui conosce bene, che si ha la visione completa. Ci fermiamo qua, a te Roberta. Sì, andiamo subito a controllare il traffico a Catania, lo facciamo attraverso le nostre telecamere puntate e andiamo subito alla prima immagine che ci arriva grazie alla nostra regia sullo snodo ovviamente dell'ex Tondo Gioeni, abbastanza trafficato direi questa mattina, abbastanza congestionato il traffico verso Mister Bianco ma anche in direzione Ognina. E adesso via Vincenzo Giuffrida, eccolo qua, un po' più come dire scorrevole il traffico in entrata e in uscita dalla città e vediamo, ci spostiamo ancora, eccolo qua. Non si vede, non si vede, ma offuscata, c'è l'Etna. Noi vi assicuriamo che dietro questa coltre di nuvole c'è l'Etna e vi assicuriamo altrettanto anche dalla visuale di Taormina, ovviamente questo insomma ci fa comprendere come la situazione meteorologica non sia esattamente delle migliori. Adesso ci fermiamo, c'è una pausa e poi torneremo con Lorena Dolci per la rassegna stampa nazionale e internazionale. A tra poco. Siamo tornati in studio, pronti per la seconda parte della rassegna stampa dedicata alle notizie nazionali e internazionali con Lorena Dolci.
Allora, andiamo da Repubblica, in cui ritroviamo nella prima pagina, come vedete, questa fotonotizia che ci è diventata purtroppo familiare. In prima pagina dunque la frana di Niscemi, naturalmente in taglio centrale, mentre l'apertura è dedicata allo scontro su l'AIS. L'AIS è l'acronimo che sta per la ormai famigerata Polizia di Frontiera americana. Il governo ammette che gli agenti americani saranno presenti alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina, ma non in strada. L'ira di Sala, intanto a Minneapolis, dove sono in corso degli scontri tra i cittadini e questi poliziotti, anche Biden attacca. Andiamo a vedere velocemente le prime pagine. La Stampa anche dedica l'apertura a questa polemica sull'AIS, appunto vi abbiamo spiegato cos'è. Sala chiarisce: non sono graditi, e poi la foto di Tamburi, uno dei giovani morto a Kran, l'accusa ai giudici, il padre dice c'è una cricca svizzera, non si fidano quindi dei magistrati svizzeri e chiedono come è stato un'inchiesta congiunta. E poi il Corriere della Sera invece: disastro in Sicilia è l'apertura, lite sui fondi, la ricognizione dei tecnici, gli sfollati sono, l'abbiamo più volte detto, 1.500. Il ministro Musumeci, lì non si è fatta protezione, e poi la Schlein che chiede appunto di usare i soldi del ponte, come vi abbiamo raccontato anche nei nostri telegiornali. Ma andiamo agli esteri con quello che sta succedendo a Minneapolis, dove c'è in corso una sorta di vera e propria lotta tra i cittadini che fanno resistenza e questa polizia incaricata di rastrellare gli immigrati. L'odio di Trump ci ha inghiottiti, ma c'è una sorta di de-escalation, cioè una sorta di passo indietro da parte di Trump, che è stato criticato da più parti e soprattutto anche da ben 3 ex presidenti, l'ultimo Biden, ma prima di lui Obama e Clinton. Non si uccide in strada. I Dem contro Noem, che è la ministra incaricata di questo settore, chiedono che sia licenziata, ma il presidente la salva. Chi va fuori invece? La caduta di Bovino, è questo personaggio di origine italiana con questo look da duro, che invece è stato espulso ed era appunto incaricato di sovrintendere a questi raid, mentre invece resta appunto la ministra Noem, denominata Barbie Eyes, perché insomma è una bella donna. Che cosa c'è dietro questa sorta di retromarcia? C'è un pressing di politici e uomini d'affari, dopo che tutti hanno visionato i video che smentiscono la visione ufficiale che questo infermiere sia stato ucciso perché stava aggredendo i poliziotti. E pensate, fra l'altro c'è anche la protesta della lobby delle armi, che sapete che è molto potente in America, furiosa perché il capo dell'FBI e altri funzionari trampiani stavano criticando l'infermiere ucciso perché portava un'arma che tra l'altro aveva un permesso legale, ma che comunque non ha avuto neanche il tempo di utilizzare. Conseguenza di questo anche in Italia, con la polemica che abbiamo visto anche nei primi titoli, bufera sulle Olimpiadi. Tajani precisa: non sono le SS, anche se il loro capo a volte richiama il look. Il no di Sala dice che sono sgraditi. Chiariamo che cos'è l'AIS: è l'agenzia sull'immigrazione, è la seconda agenzia federale dopo appunto l'FBI, ha un budget annuale, oltre 20.000 dipendenti, 40 uffici negli Stati Uniti e all'estero, e Tajani spiega che in realtà l'AIS collaborerà per le informazioni, ma in strada troverete divise che conoscete, quelle dei nostri agenti e militari, ma chiaramente stanno diventando invisi. Restiamo agli esteri, ma nella pagina dell'economia: India, nuova frontiera, scrive la Stampa. È stata firmata una che viene denominata, battezzata la più importante intesa commerciale al mondo con questo enorme continente. I dazi scenderanno fino al 20% per i produttori di vino, azzerati quelli sull'olio. È un patto tra Europa e India, parte per il libero scambio per 2 miliardi di persone, un accordo storico. Per la Presidente von der Leyen si tratta della madre di tutte le intese, siamo 2 giganti. Vedete l'onda lunga della guerra dei dazi che approda poi alla fine in India.
Torniamo in Italia, ieri è stata la giornata della memoria, varie le iniziative in tutta Italia, l'allarme della senatrice Segre, l'odio contro gli ebrei è riesploso con Gaza. Questo l'intervento al colle della senatrice a vita, le sofferenze di tanti innocenti e l'accusa di colpa collettiva. Perché appunto la Shoah, che è stato indicato come il genocidio per eccellenza, viene poi confrontato, messo a paragone col massacro che è stato portato avanti a Gaza. Come dicevamo, anche i nazionali si occupano e danno anzi grande spazio alla frana di Niscemi, con anche delle indagini che un po' analizzano cosa c'è dietro. Un errore edificare lì è noto da 230 anni, si torna indietro col Corriere della Sera addirittura alla prima frana del Settecento. Ogni frana una lezione che resta inascoltata. Sono almeno 236 anni che la gente del posto sapeva di come fosse stato un grave errore costruire la cittadina lassù, su quei colli argillosi che dominano Gela, e lo ricorda addirittura un libro del 1792. Insomma, non si impara nulla dal passato in questo caso. E poi c'è questa storia straziante di una signora che abitava, guardate, qua c'è la foto ravvicinata, zoomata si dice, questa è la casa sul dirupo, lo vedete? Questa casa che veramente è in bilico, sembra che sta per precipitare. La proprietaria è Adriana Palumbo, dice: ho perso tutto, anche i ricordi, perché come ha detto anche ai nostri microfoni, Ciciliano, capo della protezione civile, neanche i vigili del fuoco possono essere messi a rischio per entrare all'interno e prelevare gli oggetti che fanno parte naturalmente di una vita. È l'Adriana Palumbo, avvocata civilista, che abitava nella palazzina in bilico, dice: lì dentro c'era un pezzo della mia vita. Andiamo avanti sempre con la cronaca in Italia. Sapete, c'è stato questo omicidio a Rogoreto, questo piccolo regno, un boschetto dove si spaccia diciamo alla luce del giorno. La difesa del poliziotto che ha ucciso un pusher dice: mi ha puntato la pistola e ho sparato per paura. Interrogato l'agente, indagato per omicidio volontario, volevo rincorrerlo, lo conoscevo. Chi era la vittima, i tanti alias, cioè tanti soprannomi, le fughe, il clan di base al corvetto, la vita criminale di Zac, che è appunto la vittima nei discount dell'eroina. Nel 2016 aveva tentato di sfilare l'arma ad un finanziere. E poi la tragedia di Cran Montanà, il pasticcio delle telecamere, la polizia ha cancellato i video fuori dal bar, via libera delle autorità locali, hanno accettato che la Procura di Roma partecipi attivamente all'inchiesta sulla strage. Non c'è un clima di grande fiducia, anche dopo che è stata pagata la cauzione per liberare appunto il Moretti, uno dei titolari. Lo ribadisce, lo rinforza questo concetto il papà di Giovanni, uno delle vittime, dei ragazzi vittime. In quel posto comanda una cricca, la Svizzera deve cambiare il giudice. Andiamo avanti, ecco qua, sempre per questa vicenda, beni dei Moretti sequestrati in ritardo, la Svizzera apre a indagine comune e si sono perse le immagini di ben 250 telecamere, insomma non sembra proprio un caso. Stupri, scontro sulla legge, sia al testo del centrodestra, l'opposizione salta il patto. L'armonia sul disegno di legge stupri, già incrinata al passaggio al Senato, si è rotta definitivamente ieri pomeriggio dopo il voto unanime di novembre alla Camera, frutto del patto fra le due donne, Giorgia Meloni ed Elly Schlein. La Commissione Giustizia dell'altro ramo del Parlamento ha adottato una nuova formulazione dalla quale scompare la parola consenso, espressamente richiesto da parte della donna, ma secondo le opposizioni avete tradito le donne, la loro accusa. Si parla solo di non manifestare una sorta di dissenso. E sempre in tema di normativi si discute anche della direttiva anticoltelli dopo l'uccisione del giovane Abbas Scuola. Il Ministro all'istruzione Valditara aveva chiesto metal detector e controlli a sorpresa.
Piantedosi, si dice in accordo ma solo su richiesta dei presidi. Il modello è quello già adottato nel napoletano, controlli a sorpresa delle forze dell'ordine munite di metal detector per impedire l'ingresso delle armi a scuola, e lo propone appunto il ministro dell'Interno Piantedosi. Parliamo ancora di adolescenti, perché le vittime in questo caso, ultimo caso di cui abbiamo parlato, erano un adolescente. C'è la sfida ai social negli Stati Uniti, intossicano gli adolescenti, maxi processo ai giganti del web con una causa che conta ben 1600 querelanti. Dall'Australia, che ha dato il via alla Francia, partono i nuovi divieti. Noi ci fermiamo qui, a te Roberta la linea. E allora noi invece andiamo subito in pausa, la linea va alla regia e subito dopo parleremo di Harry, il ciclone ormai diventato famoso così, e la frana di Niscemi nell'ottica dello sviluppo ma soprattutto della ricostruzione possibile. Torniamo tra poco. E siamo tornati in studio a Buongiorno Sicilia, l'ho detto prima della pausa, parliamo di Harry, il ciclone, di quello che ha lasciato e purtroppo anche della tragedia, dell'ultima, della frana di Niscemi che vi stiamo raccontando. La parola d'ordine è la parola ricostruzione, ma non è una parola che può essere pronunciata da sola, va accompagnata da tutta una serie di considerazioni importanti sul come, dove, in che modalità ricostruire. Sono molto contenta di dare il benvenuto a Mauro Scaccianoce, presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Catania. Buongiorno, ingegnere. Buongiorno. E do il buongiorno anche a Mauro Corrao, presidente regionale dell'Ordine dei Geologi. Ben trovati. E allora, dicevamo prima di entrare in diretta, si parla sempre di queste tematiche quando purtroppo succedono le tragedie. Comunque sia, siamo obbligati a parlarne, perché adesso la parola ricostruzione è una parola che bisogna usare con prudenza, con attenzione. C'è l'urgenza, ma l'urgenza non deve portare a creare nuovi problemi, ingegnere. È vero, sì, parlavamo poco fa appunto che iniziamo a parlare ogni volta quando succedono dei fatti estremi e poi invece la memoria lascia il passo alla quotidianità, quindi bisogna in questo momento fare il punto di quello che è successo, prendere anche i lati positivi, perché vi sono stati i lati positivi, cioè il funzionamento della protezione civile assieme a tutte le forze dell'ordine, le previsioni meteorologiche ormai sono molto più raffinate e pressoché esatte, e questo ha comportato ovviamente che non vi sono state perdite di vite umane, una sensibilizzazione che ormai è molto avanzata. Abbiamo visto le nostre città pressoché vuote, le informazioni più volte del nostro sindaco che ha voluto sensibilizzare correttamente la città. Tutto questo ha funzionato, il resto ha funzionato poco, e da lì bisogna ripartire. Bisogna partire intanto da una quantificazione dei danni esatti, di quello che potrà succedere, e probabilmente nel ripensare le nostre città, le nostre infrastrutture alla luce di questi eventi estremi, cosiddetti multirischi che è accaduto ma che probabilmente riaccadrà. Ecco, dobbiamo valutare le cose, stiamo vedendo delle immagini che ovviamente conosciamo molto bene e che perché purtroppo le abbiamo raccontate. Tanti di questi scenari sono diversificati, lo dico al dottore Corrao, diversificati perché eretti in luoghi diversi. Noi abbiamo parlato di scogliere sventrate, no? E questa cosa ci ha fatto un certo effetto, perché guardiamo allo scoglio, alle scogliere, anche alla parte lavica, no, della nostra costa, come se lì non potesse mai succedere niente. E poi c'è la zona invece franata a Niscemi. Due tipologie diverse, dottore Corrao. Assolutamente sì, due tipologie diverse che però già, almeno per quanto riguarda le prime, cioè la scogliera, che è stata investita da forti ondate di mare, è chiaro che già quei siti erano stati individuati come a rischio dal punto di vista idrogeologico,
erano identificati nelle mappe, nelle carte del PAI, del piano di assetto idrogeologico, e se andiamo a vedere proprio le carte PAI con i vari riferimenti, le indicazioni di questi siti che abbiamo visto sono stati danneggiati dal mare, nell'ultimo rigo c'è scritto: nessun intervento ad oggi, stiamo parlando del 2023, ultimo aggiornamento, è stato effettuato per o risolvere il problema o perlomeno mitigarlo. Quindi noi ci troviamo in una situazione in cui il cambiamento climatico che oramai ci ha investito e ne siamo coscienti, no? Sì. Ne siamo coscienti di questo cambiamento climatico, ci sono tanti dati numerici che ci fanno vedere come negli ultimi decenni la temperatura media del pianeta aumenta in maniera lineare, gradualmente, secondo un trend, un andamento lineare, a differenza invece delle precipitazioni che non seguono un trend lineare, e cioè ci sono dei periodi in cui si ha maggiore piovosità, ci sono dei periodi di siccità, ma è aumentata l'intensità della piovosità. Quindi tutto questo chiaramente incide sul territorio. Noi sistematicamente abbiamo conferma di avere fallito come uomini sul nostro pianeta, e dice sì, ok, abbiamo tutto. A Niscemi, mi avvicino a chi è stato vittima fortunatamente solo per le cose e non per le persone, sì, di questo evento, sì, grazie, come diceva l'ingegnere Scaccianoce, alla protezione civile che, ricordiamoci, non interviene soltanto nella fase emergenziale ma nella fase di preallertamento. Assolutamente, e di allertamento. Assolutamente. Cioè abbiamo adesso parlato proprio la scorsa settimana con la protezione civile. Oggettivamente il fatto di non parlare di morti per noi è certamente già un fatto importante. È importantissimo, e questo grazie agli algoritmi, i modelli previsionali, predittivi, sì, che ci consentono di dire in maniera quasi assolutamente precisa che nell'arco di 2 giorni, 3 giorni la nostra situazione meteorologica, climatica sarà quella, e quindi ci prepariamo. Le chiedo una cosa, Niscemi non è una cosa che si è verificata di punto in bianco, oppure qualcuno pensa no, c'è stata la pioggia legata a questo ciclone ed è successo? È chiaro che è una situazione che si è verificata dopo forse anni. Cosa possiamo dire? Allora, la permeabilità di quel territorio, l'acqua che ancora probabilmente sta facendo il suo corso, percolando, no? All'interno di queste sabbie. L'evento, diciamo, nello stesso sito, diciamo, di Niscemi, perché poi a Niscemi ci sono anche altre porzioni territoriali che sono in dissesto, sì, ma parlando di questo, già nel 1997 si era verificato un evento abbastanza importante, nell'ottobre del 97, proprio a seguito di 2 giorni di precipitazioni più intense. Quindi già c'è conoscenza, sono cartografate queste frane, attenzione, i geologi, la protezione civile, gli studi di microzonazione sismica, che tra l'altro a Niscemi nel primo livello ha raggiunto già gli studi e ha completato gli studi di microzonazione sismica, sono cartografate queste zone in dissesto. È chiaro che poi da identificarle a intervenire, che poi è l'unica soluzione che a questo punto abbiamo, no? Perché noi non possiamo rinunciare a determinate cose. Il clima, stiamo cercando di ovviare a questo problema, Parigi eccetera, tutti gli stati del mondo ne sono coscienti. A questo punto, ecco, usiamo la parola ormai molto inflazionata, la resilienza. Mentre noi esseri viventi riusciamo ad adattarci con resilienza a qualsiasi cambiamento, ci proviamo. Lo so. Le cose no. Quindi le cose noi le dobbiamo immunizzare da questi eventi catastrofici, cioè li dobbiamo preparare, li dobbiamo potenziare, li dobbiamo rendere più resistenti. E ci sono degli strumenti per farlo. Ingegnere, allora, dove si potrà ricostruire, dove non si dovrà assolutamente farlo?
Sì, ovviamente il dottor Curao ha già detto che a Niscemi verrà ovviamente ridefinita la linea di demarcazione. Cioè lì non potrà nascere più nulla, naturalmente. No, lì ovviamente andrà arretrato il fronte. Certo. Il fronte, parlavamo poco fa che da studi ancora nella loro fase embrionale bisognerà arretrare, credo il dottore Corrao, di circa 150-180 metri, quindi è chiaro che lì il fronte va arretrato, ma in ogni caso io credo che dal punto di vista urbanistico vanno ripensate interi territori. Diciamo la distanza dalle coste che già erano noi sappiamo già dal 1985, oggi c'è stato un intervento come al solito autorevole del professore La Greca che ha detto sin dal 1985 vi è un vincolo di inedificabilità nei 300 metri dalla linea di battigia, tant'è vero che lo stesso evento in Sardegna non ha provocato gli stessi danni in Sicilia, perché evidentemente lì vi è una edificazione diversa, quindi vanno riprogettate le nostre città ovviamente con straordinario coraggio e senso di responsabilità. È chiaro che c'è ormai una situazione di piena urbanizzazione, ma io credo che bisognerà ripensare e ritornare indietro attraverso anche un processo di decementificazione delle nostre città, maggiori spazi a verdi, spazi di eliminazione, perché è chiaro che ormai gli eventi climatici estremi, a prescindere dalle cause, chi crede nel cambiamento climatico o chi non crede, in ogni caso è una evidenza assoluta. E questo allora parliamo delle strutture urbane, no? E parliamo del lungomare, perché qua si è parlato di tanti luoghi in Sicilia. Il lungomare distrutto, la parola era ricorrente, lungomare distrutto. L'arretramento si riferisce chiaramente anche alle passeggiate dei nostri comuni. Lì intanto è chiaro che bisogna intervenire in modo Per diverso, forza. perché ad esempio Sant'Alessio e Santa Teresa al Riva hanno avuto danni diversi, perché lì è stato costruito a Sant'Alessio un sistema di protezione con una barriera al di sotto del livello del mare che ha protetto le nostre... i famosi interventi di cui parlava il dottore Corrao. Quindi è chiaro che bisogna intervenire anche in questo senso attraverso una protezione a mare del nostro litorale, perché il nostro litorale a Catania è quello e non si potrà arretrare, ma quindi bisognerà invece a mare bisognerà proteggere le nostre coste, e questi sono ormai interventi che non si possono più. Però ci sono le case, poi ci sono anche le case vicine al mare, abbiamo visto Stazzo. Che tipo di situazione c'è là da un punto di vista degli edifici costruiti sul lungomare? Allora, lì intanto si tratta di fare una conta esatta di quelli che sono stati i danni, ma quelli che potrebbero nuovamente... Quelli possono essere oggetto di risarcimento, cioè lì la situazione... Assolutamente sì, il governo regionale e quello nazionale già hanno stanziati per i primi interventi credo 1 miliardo di euro, però ovviamente va fatta... È 100 milioni di euro. I 100 milioni però vanno suddivisi in 3 regioni, ingegnere, quindi ma sono i primi interventi. Vi è una stima di 1,5 miliardi. Certo, ma che arriveranno. Quindi, ovviamente arriveranno e vanno ripensati gli interventi. Allora, siamo in chiusura di questo argomento, si potrebbe parlare tantissimo perché in questo momento la gente davvero è molto interessata. Le posso fare una domanda, dottore Corrao? Lo sa il mio pensiero dove è volato? Al Catanese è la famosa collina di Aci Castello, che per tantissimi anni, per decenni si diceva lì meglio non andarci stare, sfrana, eccetera. Com'è la situazione in quella zona del Catanese? Dobbiamo preoccuparci tanto? Quella è una delle altre zone a rischio idrogeologico, perché c'è un dissesto in atto che però è in monitoraggio, quindi quelle zone sono monitorate attraverso delle strumentazioni fisse geotecniche che in real time controllano eventuali movimenti o deformazioni del suolo più o meno profondi. È chiaro che lì ci troviamo in una situazione un po' diversa rispetto a quella di Niscemi, probabilmente dal punto di vista litologico anche più complessa.
diciamo, ma più estesa e meno profonda come superfici di debolezza che sono coinvolte in perdite di resistenza di tutto quello che ci sta sopra a seguito di un carico idraulico importante o carichi di acque selvagge, acque meteoriche importanti. Bene, insomma, dita incrociate. Un'ultimissimissima cosa, la statua Nike a Giardini, che ha resistito, che rappresenta un elemento a cui ci si appiglia. Ha resistito per la sua struttura, no? Per come è fatta, per il materiale, per l'esilità probabilmente della struttura in quanto tale. Suggerisce qualche idea costruttiva questa cosa? Sì, assolutamente sì. Infatti quello che dicevo, vanno ripensate le nostre città anche alla luce delle straordinarie nuove tecnologie che oggi abbiamo, e quindi le nostre città diventeranno sicuramente un'occasione per ripensare, crescere, e per dare comunque molto spazio alle professionalità in questo settore. Io vi ringrazio molto per essere stati con noi. Andiamo a vedere le previsioni del tempo, speriamo bene, e torniamo con un altro ospite. Ben ritrovate a questo nuovo appuntamento con Trebi Meteo per la giornata di mercoledì 28 gennaio, che avrà condizioni meteo di maltempo su tutta Italia a causa di una perturbazione atlantica attiva, responsabile di precipitazioni sparse, nevose sulle Alpi anche sotto i 1000 metri di quota, a quote medio-alte sull'Appennino centro-settentrionale. Anche la Sicilia ne risentirà con precipitazioni sparse ma alternate a pause asciutte ed assolate. Una vivace ventilazione a tratti forte nella seconda parte del giorno aumenterà così anche il moto ondoso. Le temperature diurne in rialzo in alcune province toccheranno picchi di 16-18 gradi. Uno sguardo alla giornata di giovedì: sarà ancora marginalmente interessata l'isola dalla perturbazione, comunque in allontanamento. Nel corso del giorno il tempo si farà più asciutto e con anche tendenza a schiarite via via più ampie, ma soffierà ancora parecchio vento, i mari saranno sino ad agitati. Per il momento è tutto, ulteriori dettagli ed approfondimenti come di consueto sull'app gratuita ed aggiornatissima Trebi Meteo. Torniamo in studio e allora, guardate, vi racconto come partirà il nostro discorso, perché con l'ingegnere Salvo Fiore, direttore generale di FCE, Ferrovie Circumetnee, parlavamo proprio di quelli che sono stati i danni riportati a FCE, soprattutto per quanto concerne l'area portuale, che ovviamente è stata investita, quindi il deposito, quindi un tratto ovviamente ferroviario ben preciso, e siamo partiti con adesso c'è Sant'Agata, e dunque sarà un problema importante per chi naturalmente usa il mezzo di FCE per raggiungere la città. È così, ingegnere, buongiorno. Buongiorno a voi. Nei fatti cerchiamo che non diventi un problema, perché ci siamo programmati anche per emergenze di questo tipo. Sì. Ci dispiace un po' perché quest'anno, come ogni anno, volevamo dare un servizio ancora più performante rispetto a quello degli anni precedenti. Purtroppo il ciclone Harry ci ha un po' penalizzati da questo punto di vista. Immaginate che noi stavamo per mettere in esercizio il 10° treno della nostra flotta, quindi pensavo di fare veramente un servizio ancora con frequenze molto più basse rispetto agli anni precedenti, proprio perché per noi Sant'Agata è veramente il momento in cui ci proviamo la capacità della nostra metropolitana. Che flusso c'è di solito? Cioè, che tipo di... Mediamente noi andiamo sui 20.000-22.000 viaggiatori al giorno. Su Sant'Agata raggiungiamo l'anno scorso oltre 250.000 viaggiatori nei 3 giorni, quelli della Clou. È un momento che coinvolge tutta l'organizzazione aziendale, cosa bellissima, perché ovviamente tutti, oltre agli addetti quotidiani, ma anche chi lavora nella parte amministrativa, scende in campo, va giù, si fa squadra, si cerca di dare il massimo del servizio, supportando tutti quelli che vanno a guidare, regoliamo il traffico agli accessi ai tornelli, perché poi ci sono i momenti clou, che so il 5 pomeriggio o il 3 pomeriggio, in cui veramente il traffico è alto, e quindi ci preparavamo a dare ancora di più un servizio migliore. Comunque volevo rassicurare i cittadini catanesi, siamo nelle condizioni di poter garantire lo stesso servizio dell'anno scorso, quindi con frequenze elevate, gli orari che vedete sono sostanzialmente quelli che abbiamo fatto anche l'anno scorso.
per consentire sempre di più ai noi cittadini catanesi di poter arrivare in centro utilizzando la metropolitana, che poi è un modo più comodo per poterla raggiungere. Allora, veniamo però a quello che è successo, cioè i danni occorsi. Parlavo poco fa dell'Officina, che è un luogo ovviamente, un cuore pulsante importantissimo, e poi parlavamo naturalmente anche di quella che è la porzione sulla costa, il binario, insomma, al margine della costa. Una cosa, ecco, queste sono alcune immagini che la invito a guardare. Diciamo che non è la prima volta che certamente ci sono degli eventi atmosferici avversi, no? Però sembra che la sistemazione di questa porzione questa volta richieda un'attività diversa. In che senso, ingegnere? Ma guarda, devo dire, io da oltre 25 anni che sono FC, quindi ho una memoria storica abbastanza lunga, e quello che è successo, quello che si vede in immagine, è veramente una cosa impensabile, perché immaginate questo binario, ovviamente essendo quello più al margine sulla costa, è quello che è più esposto ai fenomeni delle mareggiate, e abbiamo sempre avuto negli anni passati delle mareggiate che hanno danneggiato il binario. Mai siamo arrivati ad avere situazioni del genere nel piazzale, vedete qui il piazzale totalmente invaso da questi detriti che sono stati asportati dalla sede. Immaginate quasi 700 metri di sede ferroviaria che è stata erosa dalle onde che le hanno portate all'interno del piazzale. Ma la cosa poi che ci ha penalizzato fortemente, che ci ha veramente danneggiato in maniera quasi definitiva un veicolo, e che ha divelto la forza del mare, perché ha portato giù anche dei massi. Vedete questi massi che sono qui, c'erano alcuni molto più grossi che sono stati portati giù da questo binario, che si è trasformato in proprio come se fosse l'alveo di un fiume. Ecco, vedete, poi ha bucato la parete dell'Officina, e a quel punto l'Officina è stata totalmente invasa dall'acqua. Prendete un fenomeno, qui sta il termine, imprevisto, imprevedibile, mai visto una cosa del genere. E quindi già siamo al lavoro, abbiamo lavorato in continuazione. Quindi c'è la rimozione di tutti questi detriti, indubbiamente, che è già stata avviata, no? Assolutamente sì, anche sabato e domenica abbiamo lavorato. Devo dire, sempre grande disponibilità delle maestranze di FC, c'è un senso di appartenenza da noi unico. Devo dire, veramente quando c'è un momento di emergenza ci facciamo quadrato tra di noi, tutti si attivano per poter far sì che il servizio continui in maniera regolare. Ripeto, e quindi ci siamo attivati subito, siamo già nella fase di pulizia del piazzale e del binario, già abbiamo avviato, devo dire, la seconda fase, quella di ricostruzione. Questa è un'immagine veramente forte, quel treno, proprio il rammarico di questo treno. Immagini, questo treno doveva essere messo in esercizio proprio questa settimana in occasione di Sant'Agata, è il 10° treno della nostra flotta, un vero peccato. Quindi danni 5 milioni di euro? 5,3 per l'esattezza abbiamo stimati in questa fase solo per i 3 treni, perché consideri gli azionamenti sono tutti sotto cassa, al di sotto. Una volta che l'acqua salmastra invade le parti elettroniche, sostanzialmente poi sono definitivamente danneggiati. Quello che è in Officina invece l'acqua è salita ancora oltre il livello del pianale, quindi ha danni ancora ulteriori. Però noi andiamo avanti. Voi andate avanti, ma siccome la nostra è sempre considerata una trasmissione di servizio nei confronti delle persone che ci seguono, possiamo dire quindi che in quei giorni cruciali e importanti potrà essere fruibile il servizio? Assolutamente sì, non solo potrà essere fruibile, come è fruibile adesso e come in tutto anche durante i 3 giorni del ciclone il servizio non ha subito... Non con quei treni bellissimi di cui lei ha parlato poco fa? No, i treni sono quelli. Noi abbiamo una flotta di 10 treni nuovi, ne sono stati penalizzati questi 3 treni che sono fermi, ne abbiamo altri 7, normalmente il servizio lo facciamo con 5, ne metteremo altri 2 in più, cercheremo di lavorare molto sul programma di esercizio in modo da abbassare le frequenze ancora di più. Come sempre, come l'anno scorso, daremo un servizio fortemente performante per quanto riguarda Sant'Agata. Il rammarico è quello che speravamo quest'anno di migliorarlo, però comunque è garantito. Il fatto che si possa utilizzare, noi abbiamo raccontato di situazioni veramente incredibili, cioè il tratto ferroviario tra Messina e Catania interrotto, cioè abbiamo assistito a delle scene veramente quasi surreali, quindi questa cosa che ci dice è sicuramente premiante per tutte le persone che continueranno a usufruire dei vostri servizi. Senta, ci sono anche sul tavolo altre questioni che non so se a questo punto verranno ulteriormente rimandate, cioè gli impianti di stazione, no? Alcuni miglioramenti nelle stazioni. C'è un piano che prevede anche questo tipo di interventi a breve termine?
Sì, stiamo lavorando anche le sezioni, il nostro tallone d'Achille, lo dico chiaramente, sono le scale mobili, che lo dico prima io, che lo dice lei, gli ascensori, ma deve sapere che purtroppo le scale mobili e gli ascensori per tutte le metropolitane, poi ovviamente noi facciamo rete con le altre metropolitane nazionali e comunitarie, è un elemento veramente cruciale, perché consideri che sono, oltre al numero, poi la caratterizzazione che hanno, sono datate in maniera differenti, quindi sono sezioni più nuove e più vecchie, marche differenti, modelli differenti e quindi ricambistica differente. Per capirci, ci sono le scale mobili e poi l'elettronica, i quadri manovre sono 25 anni fa vecchi e quindi è come se noi andessimo a sostituire una scheda di un computer di 25 anni fa, ovviamente non trovi più il pezzo di ricambio, devi cambiare tutto il computer, quindi ogni volta che c'è una criticità di questo genere si deve intervenire in maniera significativa con la ricambistica che molte volte non viene fuori da paesi. Quindi ci sono dei tempi ancora da attendere. Neanche comunitari, vengono fuori, specialmente le catene e i corrimano, sono gli elementi più critici e quindi i tempi di attesa sono lunghi. Noi ci stiamo attivando anche su questo con interventi radicali sulle stazioni, specialmente quelle vecchie, quelle Borgo, Galatea, Italia e Giuffrida, dove stiamo rifacendo le scale mobili, quindi ci sarà un po' di criticità per gli utenti perché stiamo intervenendo in maniera significativa. Contestualmente rivediamo tutto l'impiantistica, compreso l'antincendio, che è uno degli elementi più importanti e critici che garantisce la sicurezza, e quindi speriamo di dare al più presto ai cittadini anche per le vecchie servizi. Per le vecchie tratte dei servizi più performanti. Grazie, ingegnere. Guardi, le anticipo anche al nostro pubblico, lo dico anche a lei, fra pochi istanti dopo la pausa ci andremo a collegare con il lungomare di Catania, riaperto ieri sera, dove c'è il nostro Edoardo Sergi, il vice sindaco di Catania Massimo Pesce, quindi solo una pausa e torniamo. Grazie all'ingegnere Fiore, grazie davvero. Grazie. Siamo tornati in studio, buongiorno Sicilia, ci colleghiamo immediatamente con il lungomare di Catania, sono sotto una pensilina, De Luco piove in questo momento, il nostro Edoardo Sergi con il vice sindaco di Catania, che saluto, Massimo Pesce, buongiorno, viabilità ripresa a tempo di record sul lungomare di Catania, lo abbiamo annunciato ieri, adesso cerchiamo di spiegare al nostro pubblico esattamente come andrà, a voi la linea. Esatto Roberta, ricordi una settimana fa eravamo qua e raccontavamo della distruzione di Erri, in una settimana è quasi tutto sistemato, c'è quel quasi da cui passa un mondo, però insomma qualcosa già sembra essere cambiato perché da ieri sera è riaperto il lungomare, insomma oggi abbiamo fatto una puntata speciale su Erri, però ecco parliamo anche delle cose buone, cioè che Catania ha risposto con grande veemenza e con grande velocità anche a quelli che sono stati i danni. Assessore, stiamo vedendo che insomma qua le macchine di nuovo transitano rispetto a una settimana fa e che le cose sono parzialmente sistemate. Sì, buongiorno a tutti, ero qui io la mattina dopo il ciclone insieme al sindaco e il sindaco la prima cosa che ha detto è immediatamente dobbiamo restituire alla normalità la città e la normalità credo che stia sotto gli occhi di tutti e a tempo di record grazie a tutti i tecnici e tutti gli assessori per competenza, le associazioni di categoria, i cittadini volontari che ci hanno aiutato, diciamo insieme siamo riusciti, credo, a tempo di record a riaprire intanto la viabilità da Piazza Europa a Piazza Nettuno con un doppio senso, mettendo in sicurezza la voragine che purtroppo si è creata qui all'incirca a metà del lungomare. Nelle prossime ore apriremo l'altro tratto da Piazza Nettuno a Piazza Mancini Battaglia che sarà interessato dai lavori già previsti dall'amministrazione di rifacimento appunto di rigenerazione urbana di tutto il lungomare e quindi ci sarà un cantiere che è già in opera e lì l'apertura sarà in un senso di marcia, cioè verso Ognina, direzione Ognina, così che si salvaguardano anche i posti auto e penso ad una circolazione che sarà probabilmente la circolazione del futuro utilizzando appunto via Barraco perché via Barraco è la via ormai molto trafficata per tutti coloro che vogliono recarsi verso il centro della città.
Esatto, ripetiamo quello che dice il vice sindaco, cioè da Cicastello ora si può arrivare tramite via Barraco, mentre da Catania la circolazione diciamo è normale, quindi da Catania verso Cicastello si può arrivare da Piazza Europa senza alcun problema. Nella zona in cui siamo noi, come ci sta facendo vedere il nostro Cateno Iudica, c'è una corsia sola dove si va a doppia carreggiata, cioè sono una carreggiata dove si va diciamo a doppia corsia, si va avanti e indietro, però è un po' tutto work in progress, vice sindaco, perché come ha detto bene lei stanno iniziando questi lavori, già sono iniziati, che restituiranno ai catanesi un lungomare totalmente diverso, ovviamente frana permettendo. Quello è, che vediamo in questo momento è un punto focale dove bisognerà concentrare anche quelle che è l'opportunità dei lavori e capire come farli soprattutto. Sì, diciamo che era già previsto questo miglioramento di tutto il lungomare, ovviamente sono lavori circa di 2 o 3 anni che porteranno anche all'abbattimento del ponte. Credo che certi processi probabilmente li ha accelerati la natura, quindi noi comunque stiamo restituendo la vivibilità, la godibilità del lungomare, perché è un'arteria importantissima, fondamentale nella nostra città, bellissima, dove insistono tante attività commerciali che così hanno la possibilità di poter operare. Abbiamo ormai praticamente nelle prossime ore sarà totalmente riaperto e man mano appunto cercheremo di migliorare la situazione. Allora, Roberto, il vice sindaco ti sente. Sì, allora, vice sindaco, io posso essere testimone personale della grande attenzione che le forze dell'ordine e anche della Polizia Municipale, non soltanto, hanno prestato durante i giorni drammatici nei quali era inaccessibile il lungomare e nei quali qualcuno cercava di avventurarsi. Devo dire che essere intercettati dopo meno di un minuto in una situazione di pericolo ci dà maggiore fiducia nelle forze, diciamo, dell'ordine, no? Per la sicurezza. Questo prima. Si mantiene questa cosa perché là ci sono ovviamente dei transennati importanti che nessuno pensi di poterli attraversare per fare una furbata e andare a fare qualche scatto. Lo vogliamo ribadire, vice sindaco? Sì, assolutamente, credo lei si riferisca soprattutto alla voragine che si è creata, è assolutamente messa in sicurezza, è doppia transenna e New Jersey in cemento. Comunque il presidio della polizia locale è costante, abbiamo la pattuglia fissa su Piazza Nettuno, probabilmente metteremo una anche su Via del Rotolo perché la via Barraco è più trafficata del solito e man mano che apriamo l'altra parte del lungomare sicuramente cercheremo di presidiare la zona che porta verso Piazza Mancini Battaglia. Obiettivamente un plauso va alla polizia locale, a tutte le forze dell'ordine, perché grazie all'ordinanza molto restrittiva firmata dal sindaco, dall'avvocato Enrico Trantino e la collaborazione delle forze dell'ordine, probabilmente grazie a questo non c'è stato neanche un morto, neanche un ferito, perché la gente stava a casa e tutti i cittadini hanno collaborato, hanno capito che era veramente una situazione molto pericolosa. L'illuminazione... Roberto, direi parliamo anche dei lavori, perché il lungomare cambierà. Sì. Robby, un cenno sull'illuminazione e poi vai a chiudere tu, Edo. L'illuminazione, ieri pomeriggio è stata ripristinata anche l'illuminazione, che era molto importante perché non potevano le attività economiche e le persone ovviamente circolare in sicurezza a lungomare. Anche questo è stato ripristinata ieri sera contestualmente all'apertura della viabilità, la viabilità del lungomare. Edo, in chiusura parliamo dei lavori, no? 3 anni sarà dei lavori a step, perché partiranno appunto da Piazza Nettuno, che oggi verrà appunto riaperta e sarà fruibile a tutte le persone, a tutti i catanesi che amano questa bellissima piazza sul mare, però 3 anni di lavori dove appunto cambierà totalmente il lungomare di Catania. Come si parte e quali saranno un po' gli step? Perché il sindaco è stato ottimista, ha detto già l'anno prossimo alla San Silvestro non vedremo il ponte, probabilmente non è così, però sono dei lavori a step di 3 anni che insomma erano già stati stanziati e che dovevano partire proprio mercoledì scorso, quando è arrivato Harry con tutta la sua potenza. Sì, infatti i lavori partono con una settimana di ritardo, io comunque anch'io sono ottimista perché ovviamente i tempi sono quelli, circa 3 anni, ma avremo un lungomare totalmente diverso
da quella attuale, con più natura, arredo urbano, la miglior manto stradale, marciapiedi rifatti, zona pedonale, quindi voglio dire avremo un lungomare assolutamente diverso e certamente più bello, più godibile. Sui tempi attualmente sono quelli, circa 3 anni, ovviamente come sempre dobbiamo fare i conti appunto con quando si lavora, si pensa a dei tempi tecnici che sono quelli da appalto, da bando, imprevisti. poi però può succedere di tutto e ci sono gli imprevisti, noi speriamo che non ce ne siano e magari si possa anticipare la chiusura dei lavori. Grazie lungomare davvero. con o senza macchine? Beh, con o senza macchine poi lo decideremo insieme con la città, con l'associazione di categoria, gli imprenditori, i residenti, perché con o senza macchine sono scelte importanti, noi siamo per magari far conciliare certamente il passaggio di automobili per consentire ai residenti, ma goderselo appunto il lungomare pedonalizzato. Allora diciamo buon lavoro Massimo Pesce, grazie davvero al vice sindaco e grazie al nostro Edoardo Sergi, pronti a farci, come dire, illuminare da tutte le stelle di Marco Amato. Ecco qua. Marco, buongiorno, eccoti collegato, come stai? Mi piace molto perché tu sei sempre molto attento a tutte le cose che raccontiamo, a tutto ciò che facciamo arrivare al nostro pubblico, quindi insomma segui con grande passione. Chissà questo lungomare di Catania sotto quale favore stellare, sotto quale astro sorgerà. Bah. Poi farai uno studio tu, Buongiorno Roberta e buongiorno Sicilia. Lungomare di Catania, sicuramente in questi giorni ho voluto appunto qua e là ricordare che noi siamo la terra di Scilla e Cariddi, insomma il mare e Nettuno, i venti eoliani sicuramente sono parte della caratteristica delle nostre culture. Non è vero che la Sicilia è sempre una terra di sole, è anche una terra di tempeste, come è giusto che sia, è proprio il bacio degli dei, quindi ci sono tutti gli elementi simbolici della mitologia greca che ci aiutano un po' a leggere questa cosa. Nasce il lungomare di Catania in un triennio in cui il rinnovamento è assolutamente alla base di tutto. Il pianeta è lo scatenatore appunto dei venti di Nettuno, che epocalmente dopo 14 anni cambia e va in Ariete, quindi era naturale che ci dovesse essere qualcosa a livello idrogeologico che cambiava un po' la configurazione di tutto, ma sicuramente cosa c'è di più bello come immagine che una strada che costeggia il mare? Beh, è un sogno bellissimo che auguro a Catania che diventi realtà quanto prima. A proposito, visto che noi siamo il sud per eccellenza in Italia, oggi vi voglio parlare di un'opposizione planetaria che genera una cosa bellissima, ovvero Ritorno al Sud, ovvero un film che arriva alla sua terza parte, al suo terzo capitolo, proprio per il grande successo e per questa sorta di contraddizione incredibile che c'è appunto tra nord e sud. I protagonisti, tra l'altro, sono Claudio Bisio e Alessandro Siani, che sono rispettivamente un pesci e un vergine, opposti sulla ruota zodiacale, ed è lì che si crea un contrasto incredibile e bellissimo tra le tante diversità che fanno bella la nostra terra, la nostra cultura. L'opposizione zodiacale funziona sempre come un qualcosa in cui l'altro si completa. Pesci e vergine sono assolutamente la polarità in cui in pesci tutto finisce, in vergine tutto si ordina perché tutto si preservi. Le stupende contraddizioni dello zodiaco che danno luogo a una storia. Ma oggi cosa dice lo zodiaco? La luna arriva in Gemelli, scanzonata e brillante, divertente e comunicativa dopo aver doppiato Urano in Toro. Quindi il cambiamento che ha un qualcosa di emotivo, di speranzoso, di positivo. Quindi per Ariete ottimo per la comunicazione. Toro, voi siete un po' meno socievoli, ma sicuramente avete avuto lo switch adatto
fatto proprio per superare una comprensione, per passare da uno stadio all'altro, il toro ora sa che può cambiare la sua vita in maniera positiva. Gemelli, la luna è tutta vostra oggi, quindi una luna di emozione e di comunicazione. Cancro, la luna è il vostro timone, dopo aver doppiato Urano l'idea giusta è arrivato il cambiamento che desideravate. Leone, una luna che vi aiuta, una luna che vi parla da amica, una luna che vi farà accettare un consiglio positivo, che vi farà tenere botta alle opposizioni di 5 pianeti in Acquario. Vergine, per voi una luna di quadratura, per cui tra le tante chiacchiere che sentirete opterete per quella che vi sembrerà più la verità più concreta. Bilancia, trigono per voi, ottimo, tutto riparte. Scorpione, fine della luna in opposizione, l'umore torna al top. Sagittario, luna opposta per voi invece, per cui oggi dovrete riconsiderare i rapporti tra voi e il partner. Il Capricorno è più leggero, più sereno e spensierato e anche innamorato. Acquario, con 5 pianeti si potrebbe dire per voi di tutto e di più. Luna in trigono, oggi anche l'umore risale e siete molto portati per l'amore e per il fascino. Pesci, luna di quadratura per voi, per cui una sorta di melanconia che vi accompagnerà in questa giornata in cui ripasserete qualcosa del passato. E detto questo, tra mare, cielo, spettacolo e cultura, cara Roberta, ti auguro una buona giornata e buongiorno Sicilia. Grazie, grazie sempre Marco, alla prossima. Lorena, chiudere con una notizia dai giornali. Sì, una notizia, una curiosità che riguarda la cattura di Matteo Messina Denaro. Diventa una fiction, tutti ricorderete il film Iddu con Elio Germano dedicato già al padrino, adesso invece la stessa storia è raccontata dal punto di vista del colonnello dei Ros che arrestò appunto il latitante. 90 giorni in cui il colonnello dei Ros Lucio Cambere, interpretato da Lino Guanciale, e la sua squadra hanno rischiato la vita e sacrificato i propri affetti per porre fine ad una latitanza durata oltre 30 anni, una lotta doppia, da un lato quella per portare a termine la cattura di un boss, per distruggerne un mito, e dall'altra quella più umana, cioè mandare avanti la propria famiglia, la propria esistenza affettiva, come trovare il tempo per andare a prendere un figlio a scuola. L'Invisibile su Rai 1. Bene, grazie a Lorena Dolci, noi abbiamo terminato. Buongiorno Sicilia ovviamente vi aspetta domattina alle 8 con Angelo Gagliano. A tutti una buona giornata.